Iniziamo un nuovo ciclo di incontri per introdurre l'Antico Testamento. Finora ci siamo concentrati sui libri del Nuovo Testamento, quelli legati alla esperienza storica di Gesù di Nazaret, scritti dai suoi discepoli. Ora prendiamo in considerazione la grande serie dei libri che erano già considerati Sacra Scrittura nella tradizione del popolo ebraico. Quando Gesù e i suoi discepoli parlano della Scrittura, pensano a queste opere antiche, che erano il patrimonio del popolo di Israele, che custodiva questi documenti importanti della rivelazione di Dio al suo popolo. In genere, molte persone quando dicono Bibbia pensano subito all'Antico Testamento. È facile sentire la contrapposizione Bibbia-Vangelo. Credo che invece sia importante comprendere come il Vangelo faccia parte della Bibbia. Il termine Bibbia indica tutta una serie di libri, abbraccia la raccolta che noi cristiani chiamiamo dell'Antico Testamento e la raccolta che chiamiamo Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento entrano i 4 Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, altre lettere e l'Apocalisse. Nuovo Testamento, una parte della Bibbia. Antico Testamento è l'altra grande parte. È chiaro che si chiami antico in relazione al nuovo. Sono i cristiani che hanno chiamato la raccolta delle antiche scritture Antico Testamento, perché erano consapevoli di avere una nuova alleanza. La parola testamento è un po' calco sul latino e indica in verità il patto, l'alleanza. Il nuovo patto stabilito in Gesù, morto e risorto, con l'umanità appartenente a tutti i popoli della terra, ha le radici nel Primo Testamento, nella prima alleanza, quella che il Signore stipulò con i figli di Israele. Il termine Bibbia è un termine estremamente generico. È la deformazione di una parola greca, biblia, che indica i libri. È una parola plurale, anche se noi, sentendola finire in A, l'abbiamo fatta diventare un singolare femminile, la Bibbia. Mentre si tratta dei libri. Si potrebbe addirittura tradurre Bibbia con biblioteca. La Bibbia è una biblioteca, una raccolta di libri, una grande e importante raccolta di libri. Sono i libri della tradizione del popolo di Israele fino all'evento culminante di Gesù. Adesso noi prendiamo in considerazione la tradizione precedente a Gesù, quella che gli ebrei chiamano la scrittura, la raccolta della rivelazione di Dio, e la dividono in 3 grandi parti. La Torah,
i profeti e gli scritti. E noi cercheremo di fare una introduzione globale a tutta questa serie di libri, proprio per avere uno sguardo sulla biblioteca, come se facendo visita ad una grande raccolta di libri fossimo accompagnati a vedere scaffale per scaffale, notando i tipi di volumi presenti con qualche accenno al loro contenuto. Potremmo anche prendere in mano qualche libro e sfogliarlo leggendo qualche parte. Ma il nostro intento è quello di uno sguardo generale a tutto l'insieme. Dunque, anzitutto chiariamo bene questo aspetto. La raccolta dei libri è strutturata, non sono messi a caso. C'è un ordine e una organizzazione. Sono divisi in 3 grandi blocchi. Il primo blocco gli ebrei lo chiamano Torah. Gli ebrei di lingua greca hanno introdotto il termine Pentateuco, che è rimasto nel nostro linguaggio. Non significano la stessa cosa, ma sono la stessa cosa. Quindi iniziamo a prendere in considerazione quel blocco di libri introduttivi e fondamentali della tradizione ebraica che chiamiamo Pentateuco. Significa 5 astucci. Astucci perché nell'antichità i libri erano a forma di rotolo e ogni rotolo veniva messo in una custodia. Immaginate quando si deve portare un disegno, lo si inserisce in un tubo, in un cilindro, che serve per conservare meglio questo rotolo. E così questo libro introduttivo e fondamentale era diviso in 5 rotoli che venivano messi ciascuno in un astuccio. Per cui il libro era qualificato come Pentateukos, cioè il libro che sta in 5 astucci. Noi potremmo dire un'unica opera divisa in 5 tomi. Non 5 libri separati e distinti, ma un'unica grande opera suddivisa in 5 volumi, perché talmente grande che in uno solo non ci stava. In ebraico questa raccolta viene chiamata Torah. In genere si traduce legge. È una traduzione un po' a senso e imprecisa. Il sostantivo Torah deriva da un verbo ebraico che significa indicare, proprio compiere il gesto dell'indice, di qualcuno, cioè che mostra a qualcun altro. Torah significa istruzione, formazione, dottrina, insegnamento. È molto più ampio che legge. Infatti, il contenuto della Torah non è solo legislativo,
non è soltanto una antologia di codici, di norme, di leggi, ma contiene moltissimi racconti. L'istruzione fondamentale viene data raccontando la storia del popolo, la storia primordiale, i fondamenti della esperienza del popolo di Israele. Raccontare queste vicende è Torah. Istruzione, dottrina, formazione. La Torah è divisa in 5 volumi che prendono il nome dal loro contenuto. In ebraico c'è l'abitudine di chiamare questi libri con le prime parole, con l'espressione iniziale del testo. Noi facciamo ancora una cosa del genere con i documenti ufficiali della Chiesa. Pensate ai documenti del Vaticano II o alle encicliche dei papi. Si intitolano con le prime parole. E così questi libri gli ebrei li chiamano in principio i nomi, e chiamò nel deserto le parole. Noi li chiamiamo invece con dei nomi astratti che sono stati dati dagli ebrei di lingua greca che nel secondo secolo a.C. hanno tradotto questi libri in greco ad Alessandria d'Egitto. E così hanno chiamato il primo libro Genesis, origine, e noi senza tradurre abbiamo preso il titolo Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Secondo libro lo chiamarono Exodos, che vuol dire uscita, e noi senza tradurre abbiamo intitolato il secondo libro Esodo, mentre in ebraico lo chiamano i nomi. Questi sono i nomi dei figli di Giacobbe che scesero in Egitto. Il terzo libro fu chiamato in greco Leutikon, e di nuovo, senza tradurre, noi abbiamo preso pari pari Levitico. È il libro dei Leviti, cioè dei discendenti della tribù di Levi, il libro che riguarda le leggi sacerdotali. In ebraico invece lo chiamano E chiamò, perché inizia il Signore chiamò Mosè e gli disse. Il quarto libro ha un nome strano, perché i primi capitoli contengono dei censimenti e quindi l'hanno chiamato Numeri, il libro dei numeri. Mentre, tenendo conto dell'inizio, gli ebrei lo chiamano Nel deserto. È il libro che racconta il cammino del popolo nel deserto. E infine, il quinto libro contiene le parole di Mosè. Queste sono le parole che il Signore rivolse a Mosè. Ma gli ebrei greci chiamarono questo libro Deuteronomio. E anche qui noi abbiamo preso la parola senza tradurla. Parola strana, anche difficile da pronunciare. Se uno sa un po' di greco, dovrebbe riconoscere deutero, vuol dire secondo, e nomos è la legge. E quindi tradurrebbe seconda legge, sbagliato.
Il Deuteronomio è una copia della legge. È stato un titolo non azzeccato. Intenderebbe un doppione, una riproduzione del testo da tenere a portata di mano per poterla facilmente consultare. Abbiamo così il quadro completo del Pentateuco o Torah, che nell'antichità è stata attribuita a Mosè, come se l'opera fosse stata direttamente scritta da Mosè. Si parla infatti della legge di Mosè. E così tutta la Torah è stata messa sotto la paternità del grande legislatore di Israele. Nei secoli gli studiosi che hanno affrontato questo argomento sono arrivati alla conclusione che Mosè non è l'autore di tutto il Pentateuco. È un personaggio importante della vicenda storica, ha segnato gli inizi del popolo di Israele, ha dato delle indicazioni e delle disposizioni importanti, ma il Pentateuco che noi possediamo e leggiamo adesso non è opera letteraria sua. È il frutto di una lunghissima tradizione storica. Mosè è storicamente databile verso la metà del 1200 a.C., mentre l'opera finita del Pentateuco risale agli anni 400 avanti Cristo, certamente. Significa che dall'epoca di Mosè alla stesura definitiva di questa raccolta passano 800 anni. Più di 8 secoli. È un periodo lunghissimo, un periodo in cui sono successe tantissime cose. Non solo, ma i racconti della Genesi non partono da Mosè, partono dai patriarchi, che sono vissuti parecchi secoli prima di Mosè. La figura di Abramo è vagamente collocabile nella storia intorno al 1800 avanti Cristo. Ma la Genesi non comincia con Abramo, comincia con l'umanità preistorica per arrivare fino all'inizio del cielo e della terra. Quindi il Pentateuco racconta dall'inizio del mondo fino alla morte di Mosè. L'ultimo episodio raccontato alla fine del Deuteronomio è appunto la morte di Mosè e l'elogio del grande profeta, dicendo che non c'è mai stato in Israele un altro come Mosè. Abbiamo quindi a che fare con una storia di tradizione letteraria che è durata oltre un millennio. Ci sono state molte tradizioni e in genere questi racconti venivano fatti in parte, erano cioè racconti parziali di episodi slegati fra di loro.
Venivano conservati dei codici, cioè delle raccolte di leggi. Venivano conservati dei rituali liturgici, delle regole morali di vita. E per secoli e secoli tutto questo è stato tramandato oralmente. Poi, per altri secoli, qualcuno ha cominciato a mettere per iscritto ciò che era stato raccontato, cantato, documentato per molti anni solo oralmente. Ci sono state più stesure scritte. Quando Israele è diventato uno Stato unitario con la monarchia di Davide, c'è stato un momento particolarmente florido per raccogliere le tradizioni del popolo e dire l'identità di questa nazione che emerge. E poi, nel corso dei secoli della monarchia, molti profeti sapienti hanno raccontato queste vicende, ripetuto queste regole per incoraggiare, per rimproverare. Poi ci fu il disastro. Prima il nord, poi anche Gerusalemme vennero conquistati. Le popolazioni deportate, la città di Gerusalemme distrutta, il tempio raso al suolo. Sembrava tutto finito. Durante l'esilio in Babilonia, nel VI secolo, un piccolo gruppo di intellettuali, di sacerdoti, scribi, profeti, sapienti, raccolse tutto questo materiale, molto di questo materiale, e cercò di conservare le tradizioni fondamentali del popolo di Israele. Ed è proprio durante l'esilio che nascono i testi che riconosciamo alla base del Pentateuco. Soprattutto la tradizione sacerdotale, quella cioè dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Le persone più istruite, più legate alla tradizione. La scuola sacerdotale raccolse del materiale e cominciò a scrivere una storia del popolo, con un intento teologico, perché doveva dare consolazione a quel piccolo resto di deportati. In forza della fede, quel gruppo di profeti rianimò la speranza di Israele. Tornati dall'esilio, ricostruirono come poterono una loro identità e sotto il dominio dei persiani il piccolo gruppo dei rimpatriati cercò di organizzarsi meglio, di recuperare la dignità di popolo e di valorizzare le antiche tradizioni. Un nome importante a questo punto è quello di Esdra, uno scriba, un sapiente ricercatore delle antiche tradizioni, il quale verso l'anno 400 organizzò con molti collaboratori la stesura finale del Pentateuco. E quindi ci troviamo ad avere la raccolta definitiva di questo grande materiale che adesso apre la nostra Bibbia. È l'introduzione, la parte fondamentale della rivelazione di Dio al popolo di Israele. Per secoli oralmente, per secoli tante tradizioni diverse misero per iscritto, finché
si arrivò ad una raccolta definitiva e nacque un grande libro in 5 tomi, che gli ebrei chiamano Torah e noi Pentateuco, divisi in Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. È la parte fondamentale dell'antica tradizione biblica. È il primo grande scaffale dell'Antico Testamento.